Dove eravamo rimasti? L'illusione di Sant'Ambrogio con tanto di sbanco a San Siro aveva illuso tutti. Il secondo tempo di domenica scorsa a Milano contro l'Inter ha fatto ben sperare, anzi, giocando così, chi ci avrebbe fermato? Invece, altra prestazione opaca, quella di ieri pomeriggio al Friuli nel derby triveneto contro il Verona. Il solito Di Natale a tirare la carretta e gol illusorio del vantaggio. 201esima marcatura per lui nella massima serie, 183esima con l'Udinese, sesto di sempre, secondo miglior marcatore in attività. La solita litania tattica, ma l'Udinese ha un gioco, si chiedono i maligni, a seguire la disfatta di Caporetto, con Toni che si crede Van Basten, il quale scambia Danilo Ertò per una morbida moquette infilando il pareggio allo scadere di tempo e poi nemmeno il tempo di far compiere il primo giro d'orologio e vai con il raddoppio Scaligero. Solita autostrada e Karnezis che compie il suo primo infortunio stagionale, palla sotto le gambe e tutti a casa. Sì, tutti a casa, visto che si è vista, scusate il gioco di parole, tanta confusione. Patron Pozzo ha tirato qualche stilettata tipica del personaggio, ma Stramaccioni stia attento che la sua panchina da ieri sera non è così sicura e il prode Ramon, al secolo Francesco Guidolin, è sempre nell'orbita bianconera, pronto a subentrare se le cose dovessero precipitare. È vero che ieri era domenica, ma caro mister, non sempre giochiamo contro l'Inter.